25 nuove sedie sono state donate stamane alla scuola Vitaliano Brancati di Favara. A consegnarle alla dirigente scolastica Carmelina Broccia, l'associazione Teatro Insieme con il regista Lillo Crapanzano e l'amministrazione comunale con l'assessore Rossella Carlino. L'iniziativa prende il via dagli scorsi 21 e 22 novembre, quando l'associazione teatrale favarese Teatro Insieme mise in scena sul palco del Teatro San Francesco lo spettacolo teatrale I tempi di Navota, per la regia di Lillo Crapanzano, con attore protagonista il giovane Giovanni Maria, coinvolgendo, grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale, tutti gli istituti comprensivi favaresi. 2 giorni di spettacolo mattutino che dette il via al cartellone degli eventi rassegnati della Gioppi Group. Uno spettacolo incentrato sull'importanza dei valori veri della vita, che riscosse un'ampia partecipazione da parte delle scolaresche che riempirono il teatro. Scopo dell'iniziativa: acquistare con il ricavato, circa 1.500 euro, nuovi arredi scolastici. È stata una grande soddisfazione per noi e nello spettacolo abbiamo parlato dei valori della vita e con questa beneficenza abbiamo dato un altro valore che spero i ragazzi riflettano, il dono della beneficenza, che è importante. Questo è il nostro protagonista, dove praticamente nello spettacolo è stato il bambino dove con il suo lavoro si è guadagnata una bicicletta che alla fine è stata proprio quello che desiderava lui. Ed ecco che stamattina da un furgone posto davanti l'istituto Brancati sono uscite 25 nuove sedie, pronte per essere portate all'interno delle aule e per essere utilizzate. Vediamo che Favara aiuta Favara. Il Teatro Insieme, l'associazione teatrale, ha voluto mettere a disposizione di tutte le scuole di Favara uno spettacolo teatrale davvero bellissimo, rivolto appunto a tutte le scuole medie e alle scuole primarie, affinché il ricavato potesse essere destinato quindi ad arredi scolastici. Le dirigenti in questi giorni hanno avuto la possibilità di scegliere quindi l'acquisto specifico nelle proprie scuole, e dunque alcune hanno scelto sedie, altre invece arredo scolastico di qualsiasi genere. Proprio per questo oggi ci troviamo all'Istituto Brancati per la consegna delle sedie, quindi da destinare alle classi di scuole medie. Sì, è stata una bella iniziativa dell'amministrazione comunale. In pratica i nostri alunni hanno partecipato a questa manifestazione teatrale, diciamo, con un piccolo contributo di ritorno. Si poteva richiedere qualche cosa come arredo scolastico per la scuola. L'Istituto Brancati ha scelto le sedie e quindi siamo contenti stamattina di avere qua l'assessore, perché ci vengono, diciamo, abbiamo queste sedie, sono 25 sedie che sicuramente distribuiremo all'interno delle varie aule dove c'è necessità. Un'iniziativa che ha visto la stretta collaborazione tra comune, scuole e cittadini e che sta consentendo di aiutare concretamente gli istituti favaresi nell'acquisizione di nuovi arredi scolastici utili per garantire strutture decorose ed efficienti. Devo ringraziare vivamente l'associazione teatrale, quindi nella persona di Lillo Crapanzano, ma soprattutto tutti gli attori che si sono spesi affinché quel giorno potesse riuscire nel migliore dei modi, anche la compagnia Autolinea Patti, perché ha messo a disposizione gratuitamente, come quindi l'associazione teatrale, gratuitamente il loro contributo per trasportare i bambini dalle scuole al Teatro San Francesco. Di fondamentale importanza è stato anche l'auspicio e il contributo di Fra Salvatore, che ha messo a disposizione il Teatro San Francesco